perché hai deciso di partecipare a una conferenza e con quale motivazione? Io penso che la conferenza aperta sulla lingua sarda sia un appuntamento importante perché ha una funzione aggregante, cioè mette insieme diverse esperienze e consente a più soggetti che oggi marciano in maniera disunita di fare il punto della situazione e di confrontarsi. Ci vorrebbe un appuntamento almeno una volta all'anno per fare il punto sullo stato dell'arte e soprattutto per far capire che non è vero che nessuno si occupa, se anche è vero che le istituzioni non se ne occupano o se ne occupano poco o di meno, ci sono tanti volontari, tanti appassionati, tante persone che hanno fatto della loro vita una missione per salvaguardare la lingua. Questa conferenza ha il merito di mettere insieme tutti questi mondi. E quale gruppo di lavoro hai scelto? Io ho scelto quello Motivazione? sull'editoria, ho evitato quello sui media perché era troppo vicino ai miei interessi. Ho scelto quello sull'editoria e ho fatto mia una proposta legata all'editoria scolastica. Io credo che sia un'azione ambivalente quella di incentivare da parte delle istituzioni e della regione l'editoria scolastica, perché sarebbe importante per il mondo editoriale, per chi lavora in quel mondo, per gli editori sardi, ma anche e soprattutto sarebbe un'operazione culturale importantissima perché metterebbe gli studenti sardi in condizione di avere fonti scritte direttamente in lingua. Cosa ti aspetti da questa conferenza e il passo successivo? Io sono abituato a non aspettarmi mai troppo da nulla, sono molto pragmatico, però mi aspetto quello che ho detto all'inizio, che ci sia un effetto positivo per quel che riguarda l'aggregazione, la possibilità di confronto e dunque se anche ne usciamo di 1 centimetro più avanti da questa conferenza significherà che non è stato tempo perso. Benissimo, grazie. Grazie a voi. Grazie.